Allora, per piacere, quelle persone che non c'entrano con l'organizzazione, semplicemente bisogna uscire dal percorso, allora, i signori con la tuta celeste come abbiamo lanciato, ecco, Sergio Cannobio che parte per il studio con poi attacco parte. Allora, adesso vediamo, qui dovrebbe partire subito con le gomme. Facciamo stare avanti lui, prima lui sta facendo le missioni, sta dando spettacoli, è il suo modo di fare gara. Questo serve anche per riscaldarsi, sì, questo serve per riscaldarsi lui e riscaldare anche la moto perché noi riscaldare la moto. Poi un'altra cosa, lui riscalda le gomme perché la gomma è molto importante per quello che state vedendo lo potete vedere in televisione perché noi siamo presenti in televisione, quindi è una cosa, è una fortuna per noi, ecco. Come una forchetta, perché una forchetta mangiare gli spaghetti. Ok, pronti? Vai pure, Sergio, vai. Allora dovrebbe stare, eccolo, attenzione, sta arrivando, vedete forte ragazzi? Eccolo là. Sentite un bravo applauso per ringraziare il servizio. L'ostacolo questo chiamato, diciamo il casetto della chiamata, è un ostacolo molto impegnativo, anche perché la pendenza è molto elevata. Ecco, vedete qui cosa fa? Riesce a usare la moto come una bicicletta, no? Ok, adesso parte il sollievo per fare il percorso, esatto, lui parte con questa casetta. Qui bisogna girare, non posso capire, io posso spiegare per quello che... Minchia rosa però. Ok, allora ecco, lui mi dice che lascia un po' di suspense, la lascia per dopo, mi dice iniziamo subito la gara, dopo lui darà spettacolo più avanti. Il trial viene effettuato su ostacoli naturali, principalmente in montagna, quindi quello che state vedendo viene chiamata manifestazione indoor, viene fatta su piazzi. Io mi ricordo il primo indoor è stato effettuato a Alassio e dopo c'è stata una grande evoluzione dell'indoor. Comunque tutti gli ostacoli che vedete riproducono, se vogliamo, gli ostacoli naturali che vengono effettuati in montagna. Ad esempio, l'ostacolo delle gomme potrebbe simulare il letto di un torrente dove i concorrenti si mettono e devono attraversare. Va subito detto che i trialisti devono effettuare questi ostacoli senza commettere infrazioni. L'infrazione cosa si intende? Si intende che devono passare gli ostacoli senza mettere piedi a terra. Comunque, probabilmente a pubblico civile che il primo ostacolo è quello dei, diciamo lì, tanto per intenderci, è dei tubi. Cosa può rappresentare? I tubi sono delle rocce che si trovano in montagna, quindi il superamento di queste rocce. Al primo ostacolo abbiamo visto Merlo che lui è partito, si è fermato e è ritornato. Insomma, in una gara vera e propria lui avrebbe commesso già 5 penalità sul percorso, che è il massimo della penalità. Questo perché? Perché è retrocesso, gli si spenta la moto, insomma, ha commesso degli errori. Ecco, in questo caso lui è fermo, ha messo su un piede, sarebbe un punto di penalità se non avesse commesso già l'infrazione. Giustamente le dosi per un trialista possono essere due fondamentalmente. Diciamo che il trialista prima di tutto deve essere un atleta completo, perché le doti oltre a intelligenza che serve una buona preparazione psicofisica e poi anche molto equilibrio, però questo è dovuto da allenamento. La cosa che fa pensare per lui adesso dall'università prove di Francesco, è un ragazzo giovane e lui ha commesso 5 penalità con tutto di inesperienza. Non dico per arrivare al livello di test, che lo auguriamo ai piloti, ma in quanti anni si può arrivare alle pratiche di allenamento, di preparazione, arrivare diciamo, a livelli
canonico. Ecco, diciamo, una volta si arrivava molto tardi ad essere dei campioni, adesso con l'evento del BNP, che parlavo prima, si arriva prestissimo. Noi abbiamo un grande campione in Italia che è diventato campione italiano a 17 anni, ed è Bossi. Penso che molti lo conosceranno, questo grazie anche ad un allenamento precoce, diciamo, nella sua infanzia. Ecco, abbiamo visto un passaggio in verso delle Rossi. Ecco, per adesso vediamo che giustamente, ecco, a noi può sembrare, non dico facile, però in queste situazioni come si sente? Voglio spiegare di voi, cioè i calciatori devono percorrere e poi come passato e come fatto. Ecco, questi tronchi siamo tronchi naturali, sì, diciamo che simulano delle spiagge appartenenti sempre parliamo di montagna o di boschi, e quindi bisogna superare giustamente su piedi. La cosa molto difficile qua non è tanto il passaggio dei tronchi, quanto alle curve molto strette, diciamo, se voi vedete i piloti sono sottoposti a stress fisici notevoli, in quanto devono girare in spazi molto ristretti. Questo è una cosa che vorrei dire. Cioè sarebbe opportuno per incoraggiare quei piloti, un applauso intanto, effettuano le loro prove, anche se sbagliano vengono applauditi perché lo meritano in quanto stanno dando il massimo di se stesso. Ecco, vediamo che veramente come riescono a lavorare in una certa naturalezza, possiamo anche dire. Sì, diciamo che è proprio questo il primo, vedete, dire così sembra facile, in realtà una penalità di Patricio Certo, una penalità sola perché lui tutto il percorso ha messo punti di solo. Ecco, già qui lui ha commesso una penalità, non ha messo già sul piede, comunque prosegue il suo cammino. Ricordiamo che le penalità partono da 0 che è un percorso netto, una penalità per un piede a terra, 2 penalità per 2 piedi a terra, 3 penalità se mettono 3 piedi a terra, 5 penalità quando mettono, cioè si impegna la moto, si fermano, retrocedono. Comunque ecco, adesso vedete, lui Francesco ha commesso 5 penalità. Comunque dopo avremo modo di vedere veramente, siamo oltre d'accordo alla grande presenza di Giovanni nel motofermo di Altate, so che abbiamo anche dei piccoli campioncini. Sì, diciamo, per quanto riguarda Pria, noi abbiamo Patrizzi, che è una vecchia conoscenza di Carnovio, che è molto bravo, è stato anche campione regionale, abbiamo Alfredo Brambilla, che è stato anche compagno di Carnovio, perché lui è stato campione regionale all'epoca di Carnovio. E poi abbiamo anche Toni, che è un ragazzo molto bravo, che anche lui diciamo è sempre stato dentro dei migliori a livello regionale. E devo precisare che a livello regionale, quando si parla di livello regionale parliamo di livello nazionale, perché a parte i lombardi e i piemontesi, poi abbiamo, se vogliamo, i trentini, sono il meglio che possa esistere sulla piazza nazionale. Quindi detto ciò si riesce a capire perché ci sono dei ragazzi che sono molto bravi. Specialmente dicevi prima che questo passaggio di stato così rappresenta una grossa difficoltà in quanto si parla, sono molto differenti. Diciamo che due donne naturali, perché sangue freddo, che avranno un grande senso di equilibrio. Sì, ecco, diciamo subito una cosa, quando si dice sangue freddo, vuol dire che uno non è che deve avere coraggio, perché potrebbe sembrare uno sport pericoloso, in realtà dobbiamo guardare io dentro del giro del giro sono anni, sono stato uno tra un pochino che stanno a
alcuni degli altri, a Mauro che stanno per fare l'esempio, Istria in Italia, e devo dire che i incidenti sono certificati un pochino. Non è uno sport, allora come dice, è il primo percorso, il primo stato del verde, stiamo cambiando, abbiamo assistito. Siamo più grandi che non abbiamo più durare anche un strumento tecnico. Sì, insomma noi ci teniamo perché speriamo sempre che per il pubblico ci sia qualche appassionato che possa anche pensare di poterlo fare, e allora noi ci saremmo grati se noi potrebbe avere tanto un po' di ingresso, quindi anche abbastanza non siamo contenti. Comunque non è solo la strada di pagare, in Lombardia ce ne sono parenti, non sono molti, ma comunque sono molto bravi e gente che segue questo processo. Ecco, noi io sto pensando alla nostra che proponiamo intanto per dare una piccola spiegazione tecnica, no? Ecco, vediamo che facciamoci l'applauso, gente, coraggio, senza paura, perché magari con l'applauso non è che il nostro riferito riesca a certo. Gestiamo un attimo l'anno, intanto che vediamo che attrezzi il motore e la velocità. Quando si fa una velocità la forza, sempre però il modo che si fa. Avete modo di vedere che queste volte non si ricorda come si può fare. La cosa che si fa è questa. Tra l'altro un po' tempo che si volete le gare si perdono su percorsi facili e non su quelli difficili, mentre gli errori che commette il loro fatto, gli errori che poi poi abbiamo la categoria degli junior, categoria degli senior e la categoria dei senior. A che età volete iniziare a fare il giro? D'accordo, facciamo prima ora cominciamo a dare anche parlare a che età potrebbe iniziare? Sono tutti quei convini là? Vabbè, vieni lì, ecco, ma poi la nostra
Allora, l'età minima per poter partecipare a quelle gare è 14 anni. Partecipa con motociclette di... Andiamo a vedere di là che si dice. Dal fisico comunque sì, anche voi devono essere preparati fisicamente ed è qui che diciamo noi ricorriamo sempre ad una buona preparazione atletica perché ultimamente non ho pensato anche su San Primo, sono disastri, vedo che il turismo Triago e il BND sono diciamo fatto una potenza comune. Ecco, come sono stati? Per quanto riguarda un po' italiano, ma diciamo che a livello nazionale le cose quest'anno sono andate abbastanza bene e ecco, intanto siamo passati a un altro ostacolo, noi li vediamo sempre il giudice unico, il grande Stefano Canobbio che sta trasmettendo continuamente penalità su penalità, 3 penalità per l'atleta che ha appena concluso. Ecco, facciamoci un applauso, gente, non è che voglio essere io quello a impiegarsi, però mi sembra giusto, doveroso, vedete che nonostante i ragazzi si stiano mettendo veramente loro impegno, anche se gli ostacoli si presentano con una certa difficoltà, le macchine le conosciamo, ma nella realtà naturale che ostacolo possono rappresentare. Ecco, diciamo che le macchine sui campi di gara non è che la prendete di molto, rappresentano il Lido, perché è stato diciamo il simbolo del Lido. Già ancora prima di effettuare il Lido in alcune gare venivano instaurate delle prove artificiali e una di queste è stato appunto il passaggio della macchina. Quindi se vogliamo è all'origine del triangolo questo ostacolo. Poi la macchina che è spettacolare, intanto invitiamo gli altri piloti a prepararsi e precisamente dovrebbe essere Brambilla. Allora, no, abbiamo un altro ostacolo, gli altri piloti devono prepararsi, faccio questo segno di che si fa preparare gli altri piloti. Allora, gli altri ragazzi sono Brambilla Stefano, che è un junior bravo, poi abbiamo Roberto che è un cadetto e qui abbiamo Gentleman che è fabbricato. Allora, intanto io vi invito sempre a fare 3 penalità che non segnalate, sottolineare un attimo gli atleti con degli applausi perché veramente stiamo vedendo dei numeri 3 penalità, ecco 3 penalità segnalate anche per la tua retta, sì, penalità. Diciamo che lui si presta moltissimo a queste cose, lui è vero sportivo e quando c'è da fare queste cose lui è più sicuramente oltre ad essere un grande campione lui prove di Francesco, per me è una prova molto impegnativa, vogliamo abbastanza pericolosa. Ricevo gli applausi da parte di Canobbio, l'atleta che appena si riprova, perfetto, ancora una penetrazione sul sostegno, quindi continua l'atleta che una penetrazione si fa avanti, parte vestito, tranquillo, perfetto, anche voi senza nessuna verità, andiamo a fondo passata, ecco, molto bravo Tonto Nerva, è un ragazzo giovanissimo, solamente 18 anni, già l'idea di come si può passare a 18 anni. Vediamo l'ostacolo, bravissimo, dai Carlo, sei solo, ecco con il famoso passo spinta è riuscito a passare l'ostacolo, ora lo vediamo al ritorno,
Mi raccomando Carlo, devi aggredirlo, Ecco, bravo, dai, non mollare, è sempre buona, bravo Carlo, bravissimo, non abbandonare, bravissimo Carlo, a 3 penalità, 3 per il nostro, con quale eleganza il nostro Brambilla passa Trocchi. Ecco, al ritorno, momento bravissimo, zero penalità per Brambilla, ed ora il nostro Carlo, spettacolarissimo, una penalità per Brambilla. Eccolo qua. Ma quanti giri li puoi fare, certo? 5. Ecco il nostro Fabri che comincia a sorridere, chiudi la dentiera Carlo perché sennò ti vanno sempre moschini. Io interrompo un attimo senza ecco, volevo far notare proprio che nonostante tutto la prendono con molta sportività, cioè non sbaglia, non è che le facciano più programma. Ecco, in merito a questo vorrei dire una cosa, cioè questi sono dei piloti che vanno a correre la domenica e la cosa che loro interessa è superare vicenda. Quando gli semi poi tra l'altro, cosa fa il pilota che ha superato l'acqua? Telefono a tutti gli altri piloti, a casa loro, per dire loro fa tutto, tanto per dire cosa riescono a fare questi ragazzi, quindi la notizia ha un fondamento di loro, non è che io non mai un minore e questo cambia il rapporto con la situazione, ma diciamo che proprio nello sport in genere del perché questi ragazzi anche se giocano una maglia diversa tra di loro sono veramente degli amici per prima cosa, a livello di noi sappiamo che la vista è uno che rispetta come tutti gli sport, il trio è uno deve andare in montagna, un trialista, nei correnti ecco, è stato Carlo riuscito, ha superato Brambilla, 3 penalità, intanto Brambilla bellissimo, mai visto una cosa così, bestiale, accompagnato la moto, momento che rifacciamo, non come prima, intanto vediamo alla presa dei bidoni Brambilla che rifà ma è sempre un tipo bravissimo, adesso vi darà una dimostrazione Carlo come si fa a superare l'ostacolo. Carlo non così dall'altra parte, ti mettiamo a Rito in mezzo, Rito fai dentro in mezzo i bidoni che devi fare stavamo scherzando, non è che lo siamo dalla vita in mezzo, no, siamo nel mezzo, Rito, vedete lì che ti fai del grito a Carlo, ma che non ce la fa Carlo, vediamo, bellissimo, bravo Carlo, ti sei superato, adesso che Carlo è insomma, oggi è in forma, che oggi ha bevuto un po' di graffi, non abbiamo nessuno discorso perché stiamo mettendo benissimo stupendo veramente questo momento e vedete che non si sa fare tutto però del rumore che è inferiore poi gli altri differenze tecniche saranno da sport siamo da Trier molto da Trier siamo andati una guida molto piano e questa questione del equilibrio una buona dose di equilibrio per renderlo buono per tutto, basta superare. Però abbiamo anche un po' di equilibrio e di polso fermo, non è che si riesca a superare questo stato. Girando un attimo un pochino alle difficoltà, un po' che esistono, stanno molto da cross, molto da via. Ecco, noi
fa tutto, mentre nella moto ritornando un attimo alle differenze tecniche, diciamo che le differenze tecniche sono diverse, telaio, motore, il motore è una cosa fondamentale, noi abbiamo un motore per 150 cm3 e il motore a basso giri. Quindi sviluppa la sua massima potenza alla minima velocità, questa è la differenza rispetto a una moto da tria. Telaio, ho sentito detto che è un telaio molto alto rispetto a un'altra moto, una moto da strada, quanto la cosa fondamentale è che quando sono determinati ostacoli questa non deve andare a ostacolare. Voi avete modo di vedere anche sotto il telaio che per riparare il motore abbiamo ammortizzatori posteriori. Altra caratteristica, voi vedete, è il parafango nella ruota anteriore. Questo perché? Perché in genere si va in mezzo a torrenti, in mezzo a fango e c'è bisogno di una pulizia, anche perché si porta molto di ruote, bisogna tenere sempre pulite le coperture in quanto la copertura è diciamo un po'